Attese da grandi e piccini, le tradizionali fiere di San Luca sono finalmente arrivate e subito il primo giorno le giostre sono state prese d'assalto dai trevigiani. Ieri pomeriggio l'inaugurazione alla presenza dell'amministrazione comunale. Inaugurazione splendida, già la prima giornata è un'invasione di cittadini, di visitatori, quindi si conferma un evento amatissimo dai trevigiani. Speriamo che anche questa edizione, anche il tempo ci grazi, così di avere 15 giorni di possibile vivibilità delle giostre. Assessori, consiglieri e il vice sindaco hanno subito approvato l'emozione del giro in giostra. Io ho ruota panoramica, però qualcuno è stato più coraggioso, come il consigliere Barbisana e l'assessore Nizzetto, il collega Basso e il collega Bassetto, che hanno provato anche le giostre più ardimentose. E nasi all'insù dei bambini che guardavano le giostre per i più grandicelli, ma poi la passeggiata e i volti sorridenti dei piccoli alla ricerca dell'attrazione più amata. Insomma, una giornata davvero all'insegna del divertimento. Tutto perfetto, ci hanno detto le famiglie, grazie anche al tempo che, nonostante le previsioni, ha visto far capolino il sole. Novità ce ne sono. È partito grandioso, e il tempo non sembrava dei migliori, invece alla fine è uscito anche il sole. Tutto promette per il meglio, le attrazioni sono nuove, sono bellissime. 4 ultra novità, una solo per gli adulti e 3 per le famiglie. Possono salirci tutti e vi aspettiamo alle fiere. Ma ovviamente non mancano i piatti tipici e l'immancabile frittella. Beh certo, frittelle, castagne, vinnovo, specialità culinarie del Veneto. Le fiere di San Luca saranno aperte fino al 20 ottobre, tutti i giorni, il pomeriggio dalle 15 e la domenica mattina dalle 10. E c'è già chi incrocia le dita per 15 giorni di sole.